Scatman's World. Ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 13, raga, continuiamo la carriera, la prima stagione in MotoGP. Risultato deludente, lo sappiamo. La zoccoletta personale, giornata storta, molto bene. Twitterone, principessa Sissi, rimuginare su cosa nella fontanata oggi non ha molto senso. Cornflakes, penso alla prossima gara. Fenati, le gare sfortunate passano, il talento resta, vai Comandone. Terza tappa del mondiale, Jerez della Frontera. E con il nostro doplanino passiamo dagli Stati Uniti alla Spagna. Round 3, ragazzi. Email. Team manager, obiettivo squadra, 10° posto, meno male. Cartella personale, devo battere Abramo Lincoln. Grazie per le dritte, ragazzi. Twitterone, allora, Kawasaki, scendi in pista e dimostra di cosa sei capace. Brad Pitt, la passione dei tifosi spagnoli rende Jerez un appuntamento emozionante. Marchetto Market, settimana impegnativa con gli sponsor. Andiamo ragazzi a dominare la Spagna. Gran premio B-Win de Hispana, Andalusia, Spain, Jerez Circuit. Vai ragazzi, Gran Premio di Spagna. Dobbiamo riscattare la prestazione beffarda di Austin. Dai raga, andiamo per dominare. Prima curva sempre pericolosissima, Jerez. Male, molto male, dai, dobbiamo recuperare più posizioni, cavolo. Eccola là, la cagata come indiana. Benissimo. Partenza di cacca, veramente. Dobbiamo stare attenti all'usura della gomma posteriore, ragazzi, perché è un problema molto grosso. Ancora cagata come indiana. Siamo già a 3 in neanche un quarto di giro. Ringrazio l'iscritto che ha pubblicato sul canale il soprannome di Nicolino Aiden in Heidi. Sei un grande come tutti, ragazzi. Grazie per i consigli, siete fenomenali. Tanto quinta cagata come indiana. Molto bene. Molto bene. Siamo 16esimi. C'è Edwards e Will Smith, Barbara Berlusconi, Escargot, Ocio. Dai Comedone. Devo migliorare tanto in qualifica però ragazzi, se no non vado da nessuna parte. E qua però Spritz. Stare concentrato ragazzi, è difficile commentare in MotoGP perché siamo 11esimi. Dai Aperol Spritz, ciao Aperol Spritz. Adesso c'è Vizioso e Bautista l'autista e davanti Nicolino Heidi. Giro record per Camomillo. Cazzo, attenzione, problemi per la moto del Comendone. Ai, la carena del Comendone è andata. Problemi tecnici per il Comandone veneziano. Ai. Molto male ragazzi. Mancano ancora 6 giri e siamo già ridotti così. Rischiamo problemi tecnici ragazzi. Molto bene. Ma porca, ma come mai? Non lo so. Non ho ben capito, però va bene. Dai, stiamo tranquilli, 13esimi, abbiamo ancora tempo. Però adesso c'è il problema anche dei problemi tecnici per il Comandone veneziano. Niente, non va, in MotoGP è difficilissimo ragazzi, difficilissimo in MotoGP. Ecco patatone, Escargot. Vai Comandone, tira sta moto, porca loca. Ciao patatone, adesso c'è Escargot e Spritz. Escargot e Aperol Spritz ancora. Ma allora però siamo noi coglioni sinceramente, meritiamo di rompere la moto,
Ciao Aperol, bravo. Ottimo comandone con il cuore, con la grinta, vai la remontada. La remontada in Spagna, sta maledetta Spagna che mi sta rompendo il cazzo. Tanto le gomme posteriori sono già un po'... La gomma posteriore è già un po' consumata, molto bene, sono le notizie meravigliose della vita. Ciao Aperol Spritz. 1000 sorpassi tra comandone e Aperol, vai. Giro record ancora di Camomillo che domina. Giro record per Vale Rossi, questa sì che è una bella notizia, grande Vale. Adesso c'è Bautista, l'autista. Dai che va bene con il 10° posto a sto punto, che è l'obiettivo della scuderia. Sono troppo in difficoltà ragazzi, momento difficile per la carriera del Comendone, ma siamo in prima stagione MotoGP, ci può stare. Dai che c'è adesso Bautista, l'autista e Nicolino Aidi. Niente, la gomma posteriore ha problemi ragazzi, devo cominciare a usare la gomma dura anche se è un po' più difficile. Però è troppo problematica sta cosa, attenzione, 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 un altro rischio, qua sto distruggendo la moto ragazzi, è ufficiale. Dai Comendone, dai che possiamo ancora rimontare qualche posizione, con il cuore però, con il cuore cazzo. Oggi solo con il cuore, la moto è già distrutta, mancano ancora 3 giri. Dai, dai, Vizioso, ciao Vizioso, ciao Vizioso, ciao Vizioso all'interno. Bel sorpasso questo, bravo Comendone. Molto, molto bravo. Attenzione, contro sorpasso di Dovizioso, però male. Prima bene, poi male, questa è la costante comendiana. Mamma mia, che disastro la gomma posteriore, mamma mia. 3 laps remaining. In vero inglese. Attenzione dai che c'è Vizioso, che è vicino Vizioso, vai per campi, molto bene, questa è una cosa per le gomme favorevolissima, molto molto bene. La gomma posteriore è finita, è ufficiale, è ufficiale, è ufficiale. Beh, va bene con 8° posto ragazzi, in primo anno in MotoGP va bene. Andiamo pianino, no, lungo. E queste cose mi fanno girare i coglioni, però, mamma mia. Sti errori del cazzo, proprio, madonna. Un Comendone molto nervoso oggi a Jerez. Non si sente sicuro. Bravo Come. Portiamo a casa sto 8° posto che va benissimo. Ok, la gomma posteriore è finita completamente adesso. Solo il nostro cuore adesso ci può dare una mano e ci può portare all'8° posto. La vedo dura a sorpassare Dovizioso, anzi Vizioso, scusate ragazzi. Ma fino all'ultimo noi non molliamo niente comunque, Giro record di Lorenzo il Magnifico. Basta, la gomma sinistra è andata. Sì, la gomma sinistra, ciao. La gomma posteriore. 2 laps remaining. Che va bene anche l'8° posto. Madonna, che questa è la derapata della vita. La derapata della vita. Basta, non c'è più la moto ragazzi. Non c'è più la moto, è ufficiale. È ufficiale. Ancora per campi, tanto per gradire. No, più non ne avanzo più. Non ne posso proprio più. Andate tutti a fanculo. Dai Comendone. Poi a livello di difficoltà è veramente che spocciami, non è tosto, più. Bravo, dai con calma, ancora per campi, via, adesso la gomma non c'è più, tutta grigia ragazzi. La gomma è tutta grigia. Però è più bello così ragazzi, ce la dobbiamo sudare. Vai che senza le gomme, vai che andiamo bene lo stesso. La gomma anteriore invece è messa un pochino meglio per fortuna. Ancora per campi e vai che si gode. Ancora per campi e si rigode, mamma mia. Non riesco più a parlare ragazzi, veramente è un'angoscia infinita. Giro record di Lorenzo il Magnifico, beato lui. No,
No, no, no. Questo è un errore vergognoso. Heidi, sorpasso di Heidi, Noni. Brutta curva del Comendone questa, non diamo colpa alle gomme, siamo noi coglioni. Ancora per campionato, sei un coglione, Comenda, sveglia. Ma non posso sempre perdere posizioni l'ultimo giro, però, madonna. Siamo ancora in obiettivo scuderia, però preferivo l'ottavo posto sinceramente. Mamma mia che rischio, mamma mia che drapponi. Non c'è più la moto, ragazzi, la moto è finita. Dobbiamo provare assolutamente le dure. No, Comenda, no, però no così, vecchio, no così, no così, non si guida così, vecchio, non si guida così. Si supera anche Escargot. Almeno decimi, cazzo, almeno decimi. Ciao Escargot, ciao Esca, ciao Esca, ciao Esca, ciao Esca, ciao. Niente, la moto è finita, ragazzi. Andiamo fuori obiettivo ancora l'ultimo giro. Sì, però ragazzi, ho una sfiga, però, raga, cioè. Dai, cazzo, un po' di grinta, porca mignotta. Un po' di... Mamma mia. Dobbiamo essere più forti nei problemi tecnici, ragazzi. Più forti. Ora se devo arrivare 11esimo, non che credo. Bautista, l'autista di merda. Niente da fare, niente da fare. Buttato via un'altra gara, e vai. E beh, che bello. Finita, vince Camomillo. 11esimo posto, ancora più beffardo di Austin. Veramente un disastro. Mamma mia, ho anche rischiato tantissimo l'ultima curva. 11esimo posto, amarissimo. No, 12. No, ma vaffanculo. Attenzione, attenzione il Comendone. 12esimo, ragazzi, posto. Che beffa vergognosa. Guarda, io non ho parole. 12esimi, ma vaffanculo tutti. Manager personale, gran risultato. Vabbè, contro Abramo Lincoln. Cioè, vabbè. Allora, Aperol Spritz. Oggi lotta fino all'ultimo con Veneziano. Lunghi, può capitare. Patatone, anche se alla fine Veneziano è arrivato davanti. Sì, vabbè, guarda, non ho proprio voglia di leggere un cazzo. Sono incazzato nero. Classifica. Nono posto, 20 punti. Ciao raga, ciao raga. Calendarius, Le Mans, gara stra mega non favorevole. Momento difficile, ragazzi, momento difficile, momento difficile. Monster Energy Grand Prix de France. Devo tirare fuori, non so neanche io cosa, veramente. A questo punto speriamo nella pioggia. Così consumo meno le gomme. Team Manager, obiettivo squadra, 10ª posizione. Intanto arrivo 11esimo. Che cazzo. Sistema punteggi è sempre lo stesso, sì, ok, perfetto. Zoccoletta personale. Ok, devo battere Lincoln. Twitter. Allora, Daniel Shahadi. Spero proprio in un bel risultato alle Mans. Nicola Heidi. Arrivato oggi alle Mans, mi sono abituato alla velocità dei motori. Non potevamo sperare in una cornice migliore. Ancora Nicola Heidi, grandissima voglia di correre e dare gas. Vaffanculo. Ragazzi, il Comendone è tristissimo. Round 4, Monster Energy Grand Prix de France, Le Mans Circuit. Io sono proprio triste perché la moto non va, le gomme fanno schifo. Per carità, la prima stagione di MotoGP, la moto insomma è buona ma non eccezionale, anche bello, quindi insomma è bella, sofferenza, aiuta nella maturazione, nella crescita del pilota, però ragazzi lo sapete, io sono anche un pazzo, quindi sono abbastanza incazzato perché insomma sempre all'ultimo giro perdo 10 posizioni, non è proprio piacevole. Ragazzi, qualificazioni vergognose, 25esimo posto, guarda, sono incazzato nero. Però pioggia leggera, quindi il consumo di gomme forse è un po' limitato, tentiamo l'impresa. Dai ragazzi, obiettivo 10º posto, orgoglio comendiano. Vai Cume, vai Comendone. Utopia pure arrivare decimi, molto molto dura. Mamma mia che rischio per Aoyama. Guarda che partenza da pensionati ragazzi, mamma mia. Madonnina, vai che il Comendone va fuori subito. Bravo, dai, recuperiamo subito per cortesia, bravo, bella curva interna. Aperol Spritz, Barbera Berlusconi. Davanti a noi Bautista l'autista. Siamo 15esimi. Occhio all'Aperol Spritz, non per il Aperol Spritz fuori dalle balle.
13esimo, molto bene. Bravo, 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 bravo. Dai, dai. 11esimi, De Pugnetta e Brad Pitt. Occhio, madonna, ma no. Ancora incidente, la moto è già distrutta. Ma no, ho buttato via un'altra gara, ma dai. Ho buttato via un'altra gara. Momento veramente difficile, ragazzi. La MotoGP è difficilissimo, cioè le moto sono ingovernabili, poi con la pioggia, ciao, moto, gomme usurate, di tutto mi è capitato finora. Raga, allora, il comandone si scopa la moto e vai. Comunque ragazzi, ho bisogno di un supporto morale da voi e un supporto fisico da Tori, perché all'inizio impossibile, secondo me sarà impossibile arrivare ai decimi qua. Quindi un po' di supporto, ragazzi. Ecco, avviso anche, ho tagliato la curva, molto bene, perfetto. Da manuale proprio, come perdere una gara in 2 giri, ragazzi. Scritto tutto dal comandone veneziano. Ma la faccia fatica è incommentabile sta gara, secondo me, ragazzi. Dai, Scargo, non rompere i maroni. Cioè, ho buttato via una gara al primo giro, ragazzi. Ci vuole un miracolo per arrivare ai decimi e non sbagliare più niente. Ancora un errore. Mamma mia, che disastro. Incommentabile, ragazzi. Incommentabile. Basta, inchiodiamo adesso, arriviamo 15esimi, almeno prendiamo un punto, non lo so, cioè non so più cosa dire sinceramente. Ragazzi, il comandone è tristissimo, la moto è già rossa e vai. Mamma mia, che momento difficile per il comandone, ragazzi. Primo momento duro della carriera, Bravo, ciao per lo spritz. Meno male che sono tutti vicini, almeno questo. La moto è distrutta però, Problemi tecnici in vista in casa veneziano. Ragazzi, ne riesco più a commentare, scusate, è ufficiale. Dai che c'è Tarallucci e Scargo. Altra curva di merda e vai. Posso fare un'enciclopedia su sta gara, ce l'ha per lo spritz. Non rompere i maroni. Ragazzi, il comandone è tristissimo proprio. Che inizio di merda. Apre lo spritz ancora. Niente da fare, niente da fare. Altro errore. Finita, ragazzi, finita. Gara finita. Gara finita Le Mans al terzo giro. Alla prossima caduta mi ritiro, ragazzi, perché non si può andare avanti così. Che disastro, mamma mia, sta gara è proprio una merda obesa, Giro record per Lorenzo il Magnifico, ma un comandone tristissimo. Ho bisogno d'amore. Momento delicatissimo per il veneziano. Occhio, ma no. Vabbè, basta. Finita, ragazzi. Ragazzi, il primo ritiro stagionale. Vabbè, non ho parole, sinceramente. Non ho proprio parole. È stato deludente. Zoccoletta personale, giornata storta. Twitter. Allora. Tarallucci, penso solo alla prossima gara. Rider Scott Reading, al Mugello andrà meglio. Domenica Gattone. Fanculo. 589.000 fans. Ragazzi, inizio difficile.
Ripeto, ho bisogno di un supporto morale da voi e un supporto fisico da Tori, perché ragazzi siamo in classifica, nono posto con 20 punti, siamo in condizioni disperate, quindi l'obiettivo per il momento in campionato è arrivare ai decimi tra i primi 10 e niente, adesso non me la sento di continuare perché sta giornata, una giornata un po' negativa. Prossime gare ci speriamo Mugello e Catalunya, due gare strafavorevoli ragazzi, dobbiamo assolutamente fare almeno una trentina di punti ragazzi, anche qualcosa di più. Raga, un saluto dal Comendone, tristissimo veneziano, ciao!